Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Francesca Ghidini. Tu sei una cosa grande per me. La voce della cantautrice Angelica Borrelli risuona nella sala, accompagnata al pianoforte dal fratello. Sul palco anche altri gruppi e solisti non vedenti. Un concerto per accendere i riflettori sulla ratifica del Trattato di Marrakech che garantisce alle persone con patologie visive il libero accesso alla cultura e soprattutto alla musica, perché con la sua potenza abbatte ogni barriera. Ho portato avanti la battaglia affinché anche l'Unione Europea ratificasse questo trattato, perché fa sì che sia più semplice tradurre in formato accessibile ai non vedenti sia i spartiti musicali che tutti quanti i libri stampati. La deroga al diritto d'autore consente la trasformazione di molte più opere, molti più libri nei formati che consentono ai non vedenti di accedere alla cultura, in braille, a caratteri ingranditi, in formato digitale, in formato audio, tutte modalità che consentono a tutti di formarsi e di istruirsi alla pari degli altri. E fino a questa sera a Monte di Procida, nelle sedi dell'Associazione Pro Handicap e del Laboratorio delle Arti, l'iniziativa Insieme si può volare. In via